Ben ritrovati cari telespettatori, rieccoci insieme ad approfondire un tema molto importante. Parliamo con Confcommercio Veneto dello sviluppo delle competenze grazie alla formazione continua, formazione professionale, insomma allo studiare anche quando si è al lavoro, quando si interrompe un'attività professionale, se ne vuole intraprendere un'altra. È fondamentale perché più competenze si acquisiscono, più si è aggiornati, più si è competitivi nel mercato del mondo del lavoro, più si possono ottenere anche delle gratificazioni di carattere professionale, anche proprio come soddisfazioni per magari dei ruoli di maggior responsabilità. Tutto naturalmente sta che in ambe le parti ci sia compressione dell'importanza di far crescere chi sta lavorando per il bene anche dell'azienda. Per parlare di tutto questo, ma anche per fare un po' un punto della situazione del settore commercio che sta vivendo degli alti e bassi in alcuni ambiti in modo particolare, abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio Riccardo Capitanio, neopresidente Federmoda Veneto, ma anche imprenditore. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Sottolineo neo perché adesso vedremo un po' anche il nuovo ruolo. Silvia Zanellato, referente di Confcommercio per la formazione aziendale, grazie anche a lei di essere Grazie qui. per l'invito. E poi siamo collegati con Leopoldo Toffano, imprenditore del settore elettrodomestici ed impiantistica, giusto? Sì, certo. Perfetto, Salve. grazie anche a lei. Quindi imprenditore illuminato, ma è anche parte, tra l'altro, membro del Consiglio di Giunta di Confcommercio Padova e del Consiglio nazionale ANCRAF Confcommercio Nazionale, e quindi ha anche un ruolo a livello nazionale sempre nel settore degli elettrodomestici. Allora io vorrei cominciare però a partire prima per fare un po' il punto della situazione, visto questo suo nuovo incarico nell'ambito sempre di Confcommercio, settore moda, abbigliamento. Come c'è stato un passaggio importante, come sta vivendo questa nuova carica? Sì, è un passaggio che ormai era quasi fisiologico. Da presidente sono diventato presidente, una nuova carica di presidenza del Veneto che riguarda tutta la parte del fashion retailer. Sono circa 7.000 aziende associate a Confcommercio, che nel settore 7.000 aziende in tutto il Veneto. Quindi il Veneto è una regione molto particolare per il retail, perché il fashion retail nasce in Veneto, quindi i negozi sono molto diffusi ed è una regione molto particolare proprio per i negozi di abbigliamento. Quindi, pensavo fosse il Sud Italia, la Campania o la Sud Italia è più per la produzione, noi siamo più per la distribuzione, quindi certo che negozi ne hanno tanti anche loro e siamo presenti anche lì come Federazione Moda Nazionale e Campana. Rappresento tutti i negozianti, quindi un incarico molto importante in un momento difficile di trasformazione, perché dal fisico siamo passati al digitale, dal digitale stiamo tornando al fisico, stiamo mescolando tutte queste situazioni, bisogno di competenze, bisogno di formazione, insomma un po' un bel match e una bella sfida per il mio mandato. Alla luce, ho parlato tra l'altro con alcuni suoi colleghi del settore proprio prima della trasmissione per sapere come va, alcuni dicono bene, ci sono già le vendite del Natale, insomma c'è stato poi il Black Friday della situazione, hanno venduto molto, altri mi hanno detto aspettiamo la botta delle bollette e quindi un attimo di cautela e di prudenza, per cui non si sentono sbilanciarsi perché è capace che tutti i benefici vengano vanificati. Questi qua dei rincari pesa anche nella categoria? Sì, sicuramente pesa, dobbiamo fare due distinzioni. Allora, prima bisogna guadagnare, quindi bisogna vendere, poi andiamo a vedere i ricavi. Ormai è da anni che ovviamente i ricavi vengono un po' mangiati dalla parte delle bollette e anche della parte contributiva, quindi è sempre un'attività che va gestita. Certo, noi siamo attività che siamo accesi quasi 24 ore su 24, perché illuminiamo i paesi, illuminiamo la città, le nostre vetrine sono sempre accese anche quando siamo chiusi, quindi abbiamo una necessità di luce che è importante, non possiamo spegnere le luci e accendere quando arriva il cliente. Succedeva negli anni 80, forse negli anni 70, ricordo forse un po' di mio nonno che le accendeva, ma perché c'era l'austerity, c'era un po' c'erano anche altre mentalità, certo. Insomma, quindi, però insomma oggi stiamo illuminando dei paesi, stiamo facendo vedere che ci siamo, e quindi la parte energetica c'è, certo che diamo magari delle attenzioni
nell'illuminazione LED, che ormai il 99% dei punti vendita li ha trasformate, la chiusura della porta, che una volta il commercio è la porta aperta al negozio perché fa da barriera, sì, però adesso è quasi, catene, no? è quasi un affronto alle spese e al riscaldamento e a tutto quello che concerne l'energia elettrica, lasciare aperto una porta. Quindi anche come in America la cravatta, che quando è caldo è maleducazione portare la cravatta negli uffici perché bisogna alzare la temperatura di 2 gradi, abbassare la temperatura di 2 gradi, diventa anche la porta del negozio, porta chiusa per mantenere il clima e risparmiarne la corrente. Questo è un bel suggerimento, un po' in generale comunque. E il settore come sta andando, come è andato, secondo il vostro punto di vista, quindi con un occhio a livello regionale? Certo, noi abbiamo avuto un settembre abbastanza buono, quindi siamo partiti, eravamo molto contenti. Poi un ottobre, noi siamo ovviamente legati al clima, anche se le collezioni dell'abbigliamento stanno cambiando, anche d'inverno c'è la manica corta e anche d'estate a volte c'è la manica lunga, quindi viene un po' mescolata perché dobbiamo far fronte a questo clima che è quasi impazzito. Quindi abbiamo avuto un ottobre che era caldo, quindi non abbiamo venduto molto, e poi un novembre che è partito abbastanza bene. Abbiamo avuto questo volano di Black Friday che ha portato un po' di traffico nei punti vendita, e adesso aspettiamo Natale. Siamo fiduciosi e speriamo che le famiglie spendano ancora i soldi all'interno dei nostri punti vendita. Che abbiano ancora i soldi. Perché adesso ci sono stati proprio oggi l'aumento del gasolio, che quindi non ci si aspettava come ulteriore mazzata, vabbè. E quindi speriamo bene. Il rincaro dei petroliferi grava anche su quel che vi riguarda, i trasporti. Trasporto, corrente, fonti energetiche sono importanti anche per noi, perché noi abbiamo il trasporto delle merci, quindi i corrieri aumentano immediatamente. C'è proprio quindi c'è stato un rincaro nei prodotti? Allora, il rincaro lo stiamo assorbendo noi, una parte della produzione, perché gli ordini sono, noi nell'abbigliamento abbiamo ordini a 9 mesi, quindi avremo dei rincari sicuramente con la stagione estiva e dell'inverno prossimo. Quindi questo è un po' come per dire approfittarne finché i prezzi sono ancora accessibili, perché poi il prossimo anno diciamo che noi riusciamo a calmierare abbastanza, perché abbiamo voglia di vendere e di valutare il prodotto per quello che vale. Certo, quindi questo è importante. Per restare sempre un po' a fare il punto della situazione, chiedo un po' l'intervento di Leopoldo Tofano, che è imprenditore, però è membro anche della Giunta Nazionale ANCRA di Confcommercio. Per lei, che dal vostro punto di vista, come è andata? Settore, quindi non si può dire elettrodomestici in generale, giusto? Sì, apparecchiature per la casa, dalla lavatrice al frigorifero, agli apparecchi elettronici, quindi notebook, i computer e i cellulari, gli smartphone. Siamo reduci dopo 2 anni di pandemia da un lavoro più intenso degli anni precedenti, dato dalla situazione particolare. La gente, quando era in casa, cuoceva, quindi aveva bisogno del forno, del piccolo elettrodomestico, anziché lo smart working o l'istruzione scolastica da casa, quindi notebook, smartphone, eccetera. Quindi è stato uno dei settori che non hanno perso fatturato e hanno continuato nel lavoro quotidiano, dando anche un servizio tra l'altro alla clientela, perché nei momenti più bui, peggiori, quando tutto era chiuso, anche con una telefonata si consegnavano i prodotti a casa del cliente, si portava quello che serviva, riuscivamo a fare anche riparazioni, interventi tecnici in situazioni certamente non semplici, vista la situazione appunto di soprattutto 2 anni fa. Di recente, per fortuna, il problema è quasi sparito, quindi è tornato anche un po' di ottimismo, di positività. La gente è tornata a muoversi, quindi magari pensa meno agli elettrodomestici, giustamente pensa più al tempo libero, ma il nostro prodotto è comunque un po' sotto la lente di ingrandimento, perché abbiamo avuto nei mesi scorsi, e avremo in modo definitivo adesso a breve, il 20 di dicembre, abbiamo avuto il cambio di frequenze televisive, quindi l'utilizzo dei normali televisori domestici è subordinato, o se si ha un TV recente, al banale cambio di frequenza, una risintonizzazione,
come reclamizzate anche voi d'altra parte nella TV, oppure bisogna utilizzare un decoder. Ci sono degli incentivi governativi importanti: comprando un televisore nuovo si hanno subito 100 euro di bonus, di sconto immediato, quindi anche questo ha permesso al comparto di operare positivamente. Non voglio dilungarmi, do solo un accenno agli elettrodomestici a basso consumo energetico. Si parlava prima dei consumi dell'energia elettrica e quant'altro. Sappiamo che gli elettrodomestici in casa, quelli vecchi, sono energivori, quindi consumano abbastanza, e poi le bollette ce lo fanno capire. Anche qui magari con un po' di sacrificio, o utilizzando anche i bonus domestici, ad esempio per i climatizzatori è previsto il bonus casa come per una caldaia, e quindi passando ad apparecchi recenti, nuovi, con un basso consumo, un'alta classe energetica, si va oltre che a inquinare anche meno, se vogliamo dire un po' tutte le cose, soprattutto ad avere dei vantaggi sulla bolletta. E quindi ecco, il settore continua a darsi da fare, pur essendo un periodo, come si è detto, difficile, perché purtroppo un po' l'inflazione, un po' certo, sì, non è che gli aumenti sull'energia diminuiscono il potere d'acquisto, però insomma si cerca di darsi da fare, di consigliare bene l'utente, come è anche giusto sia nel nostro settore di negozio tradizionale, dove comunque non va trascurata la parte online, anche il servizio che si dà via web. Assolutamente. Allora io la ringrazio, vi interrompo un attimo, abbiamo la pubblicità che incombe. Quando torniamo alla pubblicità attacchiamo invece con l'argomento della formazione, per cui per fare questo, per essere aggiornati, bisogna anche avere delle persone che siano preparate, qualificate sempre più ad affrontare entrambi i canali distributivi. Pubblicità.